Buonasera a tutti e benvenuti a questa puntata speciale del 23 dicembre 2011. Speciale per una serie di motivi, tra i quali la sua messa in onda in versione preregistrata, dal momento che la parte dove sentirete la voce di Corrado Malanga è costituita da una registrazione di una conversazione avvenuta il 29 novembre con alcuni collaboratori, in cui Malanga descrive la sua situazione e racconta una cosa. Inizialmente registrata per beneficio d'archivio, si è rivelata poi il miglior modo di affrontare il delicato compito di comunicare questa esperienza. La puntata si può definire speciale anche perché è l'ultima del 2011, perché non avevamo mai programmato puntate durante le vacanze o le ferie, e perché abbiamo quest'ospite d'eccezione, senza il quale UFOcast stessa sarebbe stata diversa, il quale per motivi personali sarà impegnato in altre cose a partire dal 2012 e ha quindi voluto essere partecipe per la prima volta in questa stagione di UFOcast con un'ulteriore sorpresa dentro la sorpresa. Sto parlando ovviamente di Caruso Colzi, al quale passo direttamente la parola. Still a friend of mine, oh, you're still a friend of mine. Sì, grazie. Allora, intanto buonasera a tutti e grazie di avermi dato questa stupenda opportunità di riessere con voi in redazione a parlare al pubblico di Radio UFOcast. Infatti, come molti già sapranno, all'inizio della stagione avevo lasciato il compito di speaker perché il tempo non mi concedeva di stare in trasmissione tutti i venerdì e allora mi sono dedicato alla mansione dell'editing delle puntate ed ho lasciato ai miei compagni l'onere di intervistare gli ospiti e di continuare questo magnifico progetto che è Radio UFOcast. Stasera vi darò un'altra notizia riguardo al mio impiego nella radio. Purtroppo o per fortuna il lavoro mi sta assorbendo molto tempo ed energie e adempiere ai miei compiti in radio, benché pochi, comincia ad essere un po' pesante per me. I miei colleghi ne sono al corrente già da un mese e ci hanno tenuto a che questa notizia passasse direttamente dalla mia voce proprio stasera e per questo li ringrazio molto. Ho deciso di lasciare anche il compito dell'editor in modo da concentrarmi al meglio sulle cose di cui mi occupo quotidianamente nel mio lavoro. Come molti sanno, nella vita faccio l'insegnante e le scuole quest'anno mi stanno dando molto lavoro. Io ci tengo ad essere preparato per i miei allievi. E non solo. Dopo anni passati a studiare la disciplina della PNL, la programmazione neurolinguistica, mi sono potuto togliere la soddisfazione di fare un master, conseguendo un diploma riconosciuto dalla società di Richard Bandler e John Lavalle. È stato un viaggio bello, produttivo nell'ambito della comunicazione, dell'ipnosi, delle tecniche e della conoscenza. Questa nuova realtà mi ha aperto diversi sbocchi nel lavoro, che spaziano dal coaching alla divulgazione della PNL e dei suoi derivati. Stasera per me è importante dirvi come sia stato soprattutto bellissimo partecipare ad un progetto come Radio UFOcast e come sia cresciuto attraverso questa esperienza. Voglio assolutamente salutare tantissimo i miei colleghi Michele Valeriani, che si è dimostrato uno speaker preparato ed amato da tutti voi, Tiziana Pompili, che finalmente ha rotto le catene dell'imbarazzo e durante ogni puntata finalmente fa ascoltare la sua stupenda voce con la sua rubrica FBO News. Voglio salutare ed abbracciare la mia preziosa Mira alla parte redazionale. Sappiate che anche se non si sente o vede, si dà un grande affare a trovare tutti i contatti e gli ospiti e le mando un bacione. E come non ringraziare l'uomo tuttofare della radio, Max Del Genio, mi ha insegnato un sacco di cose, lo ringrazio veramente. E vorrei ringraziare anche il nostro professor Corrado Malanga e dirgli che sono dalla sua parte. Spero che tu mi ascolti, Corrado, e che hai fatto molto per tutti noi. Tante delle cose che io personalmente so le devo a te. Ti voglio bene, Corrado. Non mi voglio dimenticare anche i collaboratori di Malanga, che sono sempre stati disponibili, ed in particolar modo ci tengo a salutare Alex Torinesi, che si è scoperto essere un bell'amico per me, c'è tanta condivisione con lui. Ok, più o meno ho salutato tutti, ma non potrò e non posso scordare il nostro pubblico.
Siete stati davvero fantastici. Ultimamente qualcuno di voi mi ha anche scritto dei bellissimi commenti sulla mia pagina di Facebook. Grazie davvero a tutti. Le emozioni sono state tantissime e se poco poco abbiamo contribuito a farvi conoscere qualcosa in più, abbiamo comunque fatto il nostro centro. Io non sparirò, sarò sempre qui in giro, state tranquilli, solo che ufficialmente non farò più parte della redazione. Ciò non significa che i miei cari amici non possano interpellarmi in momenti di bisogno, io sono sempre qui. E questa era la parte, diciamo, più tecnica del mio intervento. Adesso io vorrei spendere delle parole per dirvi qual è stato il mio percorso emotivo all'interno di Radio UFOcast, ma certe volte le parole non sono sufficienti. Quindi, con il permesso di Max e della redazione tutta, voglio chiarirvi, in modo anche natalizio, come mi avete fatto sentire e vivere questa bella esperienza. Un'esperienza di divulgazione, di informazioni, di valori, di umanità. Ho scelto un modo libero per trasmetterlo, proprio perché spesso noi parliamo di libertà. Il modo che forse, dopo tanto tempo, tanti anni, riconosco essere il mio modo più facile di comunicare. Ed è questo. Grazie Caruso per le tue parole e per la gradita dedica al pianoforte. Sono sicuro che i nostri ascoltatori l'avranno apprezzata tantissimo. Ed ora, prima di entrare nel cuore di questa puntata, ascoltando il file che vi ho preannunciato, vorrei permettere alcune considerazioni su quello che andremo a sentire. Innanzitutto, cosa è successo a Corrado Malanga? Molti di quelli che seguono assiduamente noi di UFOcast e il sito ufomachine.org avranno certamente recepito la notizia data qualche tempo fa riguardante una cosa che è capitata a Corrado Malanga. Sono state dette cose e fatte ipotesi. Siamo qui stasera anche per chiarire questo aspetto del percorso che il nostro si è trovato ad affrontare in quest'autunno, e lo faremo facendo innanzitutto un po' di cronologia. Siamo alla fine di agosto, quando Corrado comincia ad avvertire qualche lieve disturbo alla vista. A fine settembre decide di fare una breve vacanza di una settimana, al ritorno della quale questi disturbi si fanno via via più presenti. Corrado comincia a rendersi conto che sta perdendo la vista. 2 giorni dopo il suo ritorno, infatti, comincia ad accusare una serie di problemi fino ad arrivare 11 giorni dopo a perdere totalmente la vista. A quel punto non ci nasconde di essersi sentito letteralmente terrorizzato. Come avrebbe fatto a proseguire lavoro e ricerche in queste condizioni? Ma soprattutto, cosa gli era capitato e perché? Considerando che lui stesso ha sempre sostenuto che la psicosomatica fosse una cosa vera, si è trovato ad ipotizzare che la stessa potesse in qualche modo avere a che fare con questo problema. La domanda era: cosa intende comunicarmi il mio corpo? Ovvero, la mia parte animica attraverso il corpo, riducendomi in queste condizioni. La richiesta di guardarsi dentro allo stesso modo in cui veniva proposto agli addotti sembrava l'unica spiegazione. È stato così che Malanga ha pensato che questo evento, la progressiva perdita della vista, si manifestasse per spingerlo a fare a sua volta un triade color test, in conseguenza del quale inizia a considerare la possibilità di tentare altri esperimenti simili su se stesso, utilizzando gli stessi presupposti che hanno portato allo sviluppo delle metodiche per la liberazione degli addotti dal problema alieno. Corrado ovviamente non è addotto, non rientra in questa categoria. Il tipo di esperienza fatta lavorando con queste tecniche è di tutt'altro tipo e ha a che vedere con l'apertura di determinati portali, se così vogliamo chiamarli, luoghi o stati dell'essere che vengono sperimentati dai soggetti addotti nel percorso di liberazione, i quali iniziano ad utilizzare le immagini mentali per risolvere il problema, imparando a padroneggiarle sempre di più, tecnica che in ogni caso fornisce la possibilità a chiunque di poter sbirciare fuori dalla caverna platonica di cui spesso parliamo in questi contesti. Si trova quindi Corrado ad attraversare il sottile diaframma che separa l'operatore dal soggetto, colui che presta la sua parte conscia, l'emisfero sinistro, per permettere al soggetto di viaggiare con l'inconscio, l'emisfero destro, in una sorta di simbiosi. Corrado lo fa prima in autonomia e poi con un supporto esterno, rivelando a se stesso una visione soggettiva, estremamente lucida e precisa di quello che da anni si ritrova ad indagare tramite la mente, la psiche e l'anima delle persone che si sono rivolte a lui.
Non solo, nel pieno rispetto dell'atteggiamento che lo ha sempre contraddistinto, decide di divulgare la sua esperienza a tutti coloro che seguono le sue ricerche, rischiando a questo punto di essere preso per pazzo, data la natura di quello che andremo a sentire, o nella migliore delle ipotesi ad essere compreso da chi ha orecchie per intendere. C'è da dire anche che se Corrado Malanga è diventato pazzo, allora in buona compagnia, dal momento che anche, per esempio, Carrie Blanks Mullis, biochimico statunitense, vincitore del premio Nobel per la chimica nel 93, ha ritenuto utile pubblicare le sue esperienze in un suo libro. Potete trovare informazioni su Mullis anche su wikipedia.org/wiki/Carrie Mullins, K-A-R-Y Mullis. Il titolo del libro è Ballando nudi nel campo della mente, sottotitolo Le idee e le avventure del più eccentrico tra gli scienziati moderni. In questo libro Mullis rileva di aver fatto esperienze di ogni tipo, tra le quali anche l'uso di droghe e la partecipazione al processo contro O.J. Simpson, dove esprime idee come la scienza dei media è una fesseria, per finire raccontando di essere stato rapito dagli alieni una notte del 1985 in un bosco nei pressi di Mendocino County, in California. Per parafrasare lo stesso Corrado, se lo fa il premio Nobel perché non lo posso fare io? È una questione di coscienza, infatti, scegliere di non nascondere deliberatamente nulla di ciò che ci riguarda, o, se vogliamo rileggerla in chiave più positivista, rivelare ogni cosa che possa fornire un'informazione in più, rischiando tranquillamente la propria credibilità a vantaggio della trasparenza, della ricerca di una verità condivisa, mettendosi a nudo e giocandosi reputazione e credibilità a testa o croce, in nome della scienza, se vogliamo, per quanto quest'area di confine possa essere considerata scientifica. Riprenderemo il discorso più avanti. Ora è giunto il momento di ascoltare direttamente la sua voce, mentre ci rende partecipi di questa esperienza. Buon ascolto. Il mio problema è legato al farvi capire la mia posizione, non da un punto di vista ufficiale di medicina eccetera eccetera, ma dare una seconda spiegazione a quello che mi è successo. Cioè la spiegazione ufficiale è: sì, hai avuto una neurite al nervo ottico, ti si è gonfiato il nervo e quindi c'è stato quello che c'è stato. Io in realtà ho un'altra spiegazione che pregherei teneste in considerazione. Ora, quello che dirò a molti di voi potrebbe sembrare una grande cagata, però tenetelo comunque in considerazione, perché magari non lo è. Cioè, lascio a voi la valutazione finale di questo discorso. Io credo che ho perso la vista in questo modo, sto perdendo la vista in questo frangente, perché la mia parte animica ha trovato questo metodo per costringermi a guardare dentro di me. L'unico modo che aveva a disposizione era che io non potessi più guardare fuori. Così sono stato obbligato a guardare dentro. Buonasera a tutti. Scusate per la voce. Buonasera. Devo dire questo, quindi, essendo che sono stato costretto a guardare dentro di me da questa specie di malattia che mi è successa, ho dovuto cominciare una specie di cammino di ricerca nuova in una direzione per me abbastanza diversa, anche se ne conoscevo le regole, che mi ha permesso di arrivare a determinate conclusioni che ora vi racconterò per sommi capi. Secondo me è una cosa importante, per cui credo di avere il bisogno di raccontarvi, di rendervi partecipi di questa cosa. Poi voi alla fine direte sì, è impazzito, però io comunque ho la responsabilità di raccontarvela lo stesso. Non vi racconterò tutto, perché ci sono delle cose che sono a livello personale, che secondo me vanno tenute a livello personale, se non in un futuro ci si penserà, ma insomma credo che poi non interessino più di quel tanto nessuno. Sono stato fondamentalmente aiutato in questo cammino, che da solo sicuramente non sarei mai riuscito a portare fin dove ho portato. Sono stato aiutato da uno di voi che in realtà ha lavorato anche con un'altra persona.
sono stato aiutato da Adriana in particolar modo, con la quale ci siamo sentiti quasi giornalmente in questi ultimi periodi, e il perché sia stata poi lei ad aiutarmi è una domanda che può suscitare sicuramente una risposta interessante, però non è estremamente importante tutto il contesto, se non una parte, che è quella che secondo me è quella che a voi interessa. In questa ricerca dentro di me io ho avuto la netta sensazione che io sono una parte maschile, diciamola così, e avevo sicuramente bisogno di una mia controparte che doveva recitare, sostenere il ruolo femminile. Maschile e femminile sono due termini sbagliati, uomo-donna sono due termini più giusti. E questa è una cosa importante. Altri eventi delle nostre storie private, secolari, ci hanno portato in anni, in periodo dall'inizio in cui abbiamo cominciato a praticarci via Skype, a considerare la possibilità che noi fossimo comunque collegati in un modo molto più serio, molto più stretto di quello che non potevamo neanche immaginare. Questo ha a che fare poi con quella che è la teoria di Bohm, il tempo che ha un suo significato preciso, quello che accade ora è già accaduto prima e accadrà dopo. In questi termini e con questa ottica, vedete che il discorso si fa difficile ed è per questo ho detto registrate, perché lo dovrete risentire più volte questo discorso. In questa ottica alcuni di noi, anche forse alcuni di questo gruppo, anzi sicuramente, quello che stanno facendo ora, in questo particolare yuga, in questa particolare vita, in questa particolare esistenza, lo hanno probabilmente già fatto con risultati più scarsi in precedenza. Quindi noi ci ritroviamo a recitare, pur avendo corpi diversi, contenitori differenti, un ruolo che in qualche modo è già dentro di noi. E questo che io dico in questo istante potrà a qualcuno risuonare dentro. Io non lo so, ma lo devo dire. C'è un altro aspetto della questione. Infatti, quello che noi stiamo tentando di fare è di portare avanti un processo di liberazione, tra virgolette, non tanto degli addotti a questo punto, ma degli esseri umani, ma neanche degli esseri umani, dell'universo intero che si scopre, acquisendo coscienza, è in realtà schiavo di una macchinazione incredibile a cui abbiamo dato diversi nomi, l'uomo primo, il secondo creatore, lo vedremo poi fra un attimo, meglio. Vi voglio però a questo punto introdurre il mio particolare percorso. Io mi trovo senza la vista e allora faccio quello che non avevo ancora fatto. E lo faccio perché sono stato incoraggiato a farlo da Adriana e da altri fino al rompimento delle palle praticamente, e allora l'ho dovuto fare. In fondo capisco una cosa fondamentale, che io non mi sono mai voluto mescolare con gli addotti, non mi sono mai voluto mescolare, tenendomi fuori dal problema, perché dicevo, solo così io riesco in qualche modo a essere estraneo dal problema e poterlo in qualche modo gestire. In realtà scoprirò che sono parte integrante del problema e che non posso più considerarmi fuori, perché in realtà
dal mio punto di vista, fuori di noi non c'è nessuno. Quindi dovevo prendermi la responsabilità di diventare parte integrante del sistema. Fare questo voleva dire provare a fare un TCT subito su di me, cosa che ho fatto. L'ho inventato io, dice lo saprai fare. Ecco, nell'istante in cui faccio il TCT comincio a scoprire che dentro di me ci sono delle disarmonie. Una parte animica, sicuramente una sfera, una palla gialla, quanto ti pare, una mente rosa e uno spirito nero. Lo spirito nero che usciva da 2 giorni di incazzatura folle e quindi era nero. In questo contesto i miei primi sforzi sono stati legati banalmente a rimettere i colori a posto, cosa che non è stato difficilissimo, ma lì è nata, ve la faccio breve ovviamente, perché sennò ci si va a scrivere un romanzo, lì è nata un'altra esigenza. Mentre mi confrontavo con Adriana, e Adriana lavorava e si confrontava con un'altra sua, chiamiamola ex addotta, ma in realtà ora collaboratrice, mentre loro si parlano tra di loro, poi mi mandano le loro discussioni e io cerco di comprendere nelle esperienze degli altri quello che manca a me. E scopro così che c'è una ragione fondamentale del perché io volevo in qualche modo non interessarmi al problema, starne fuori. È un problema di natura personale, ma è un problema che riguarda tutta la mia vita, ma che riguarda tutte le esistenze passate e che riguarda l'inizio, dove io mi trovo a recitare un ruolo all'inizio, un ruolo strano, di qualcuno che non ha voluto seguire le regole di chi comanda. Ho voluto in qualche modo, ma siamo all'inizio delle creazioni, distaccarmi da quelli che comandavano, perché ho ritenuto che l'anima dovesse essere libera e nessuno doveva averla. Nel fare questo ho fatto un piccolo errore di procedura, mio personale, ma molto importante. Ho pensato di poter fare a meno di anima. Ora, detta così, può sembrare una stupidaggine. Ho pensato che potevo in qualche modo risolvere in quella situazione, in quello yuga, in quell'universo, in quella vita, esistenza iniziale, di poter fare a meno della parte animica, cacciarla in qualche modo, eliminarla, tenerla lontana, perché non si facesse da una parte coinvolgere, fregare da coloro che la volevano prendere, e dall'altra parte il mio atto è stato un atto di presunzione, dove ho fatto la presunzione di poter pensare che avrei potuto fare a meno di anima. È lungo dire e spiegare perché ora mi trovo di fronte agli addotti e faccio il mio lavoro tenendoli lontani, cioè tenendoli distaccati, tenendo la loro parte animica lontana, proprio nello stesso modo come facevo e come ho fatto in epoche differenti e come ho fatto nelle diverse parti della mia vita, nei diversi momenti in cui ho avuto a che fare con situazioni infinite, analoghe, in cui mi sono portato dietro questo cazzo di situazione, visto, rivisto in milioni di modi. Come arrivo a questa conclusione? Sono forse impazzito? No. Prendo la mia parte animica e glielo chiedo. E lei candidamente mi dice tutto questo.
mi fa vedere le cose, mi dice: vedi, te hai fatto questo, questo, questo e quest'altro, te non mi hai voluto, non mi hai voluto, e io ho dovuto aspettare che tu mi volessi, e allora sono rientrata dentro di te. Mi fa vedere il momento in cui questo è successo, momento della mia vita particolare, e mi mostra come ora il cammino sia differente, perché ora noi dobbiamo lavorare insieme. Ancora non ho capito l'essenza fondamentale, questa potrebbe essere una mia esperienza, dice chi se ne frega. No, perché ora la mia esperienza diventa anche l'ipotesi di una futura migliore gestione degli addotti, degli esseri umani, di tutto quanto. Perché nell'ascoltare anche le esperienze di Adriana, che sono simili alle mie, o le esperienze di Ines, che lavora con Adriana, che sono simili lo stesso alle nostre, credo di cominciare a comprendere che abbiamo fatto qualche valutazione errata, che non potevamo che fare così, perché noi stavamo lavorando su tutta quella che è la parte virtuale. La parte reale abbiamo detto non ci si capisce niente. Noi, spazio, tempo ed energia, siamo lì, anima, mente e spirito, siamo lì, dobbiamo lavorare sul blu, sul rosso e sul verde, siamo lì, o sul giallo. Dell'impalcatura vecchia tutto rimane in piedi, ma c'è quel piccolo particolare che la stravolgerà. Quello che viene fuori, spero di essere chiaro in questo concetto, quello che viene fuori è che siamo vittima di un inganno. Si è sentito dire molte volte dalla New Age questa stronzata, ora ve la dico a modo mio. L'inganno dell'esistenza del duale. Detta così diventa ancora complicata. Tutto ciò che è duale è finto ed è stato creato apposta per confonderci le idee. In altre parole, non esiste anima gialla e non esiste anima blu, ma esiste solo un'anima che ha tutti i colori. Siamo noi, all'interno della nostra virtualità, che gli abbiamo assegnato questi colori, perché li abbiamo visti così, e li abbiamo visti così perché qualcuno all'inizio ha detto ad anima: tu sei gialla e sarai gialla, ad un'altra: tu sei blu e sarai blu. E le anime gialle e blu, da quell'istante, perché qualcuno gliel'aveva detto, perché qualcuno stava da una parte dell'universo e qualcuno stava dall'altra parte dell'universo, le anime gialle e blu hanno creduto di essere gialle e blu, cioè hanno creduto all'interno della nostra virtualità, siamo in basso, di essere differenziate. Tu sei un'anima gialla o un'anima blu? Io sono gialla. Ah, allora non sei blu. Ecco, l'idea di essere gialla o blu era la prima idea falsa di divisione. Quando esiste la divisione, esiste il famoso divide et impera di qualcuno che vuole che tu non sia unito, perché l'istante in cui ti accorgi che devi essere unito, nessuno ti può più prendere. Allora la mia parte animica mi guarda e mi dice: in effetti è così, hai ragione, hai scoperto una cosa importante. E nel fare questo si toglie questa strana corazza in questo TCT, in questo posto, e prima di fare questo però io faccio una cosa che è molto importante, ed è credo una cosa che dovrebbero fare tutti gli addotti. Nella mia stanza del TCT io sento il bisogno di eliminare il muro, di eliminare tutte le barriere che dividono la mia posizione da dentro alla posizione fuori. Non ci deve più essere il dentro e il fuori. Perché? Perché si scopre, anima te lo dice bene,
che la barriera non serve a te per difenderti, la barriera serve all'alieno per farti capire che tu sei diverso e farti credere che tu puoi avere paura se la barriera cade, e la barriera diventa qualcosa che serve all'alieno, che lo sostiene, che lo integra nel sistema, che gli fa credere che siamo duali, cioè diversi, ma soprattutto è un motore che fa prendere paura a te. Più hai paura e più fai forte la barriera, più hai paura e più lui ti governa, ti comanda, e può un giorno qualsiasi, che tu hai meno paura oppure sei un po' distratto, far cadere la barriera e riprenderti. Ti riprendono perché c'è la barriera, perché se non ci fosse la barriera non ci sarebbe neanche più l'alieno che viene a prenderti. Lo ridico in un altro modo. Prima si pensava che la barriera fosse quella cosa che dividesse il dentro dal fuori e che ti dividesse dall'alieno che veniva e tu avevi bisogno di difenderti. Ora ti dico, no, la barriera serve solo all'alieno. L'istante in cui tu sai che non hai più bisogno della barriera, l'alieno non riesce neanche più a trovarti nell'universo, perché lui in qualche modo si rigenera, si origina nella virtualità prendendo quella che è l'energia della tua barriera. In qualche modo tu attraverso la barriera lo indichi, lo fai vivere, gli dai un'identità. E la barriera era un altro esempio di separazione. Allora io dico, sai cosa faccio? Ora, alla mia anima, butto giù la barriera. Non c'è più nessuna barriera e l'universo mi appare con tutte le sue belle stelle, tutto il suo essere grande, non c'è più niente, ci sono solo le mie 3 sfere, quella gialla, quella rossa e quella verde. 2 sferettine tanto simpatiche, la rossa e la verde, che zampettano, e quella gialla un po' più grande, austera, che mi dice le cose. E poi, sempre con le indicazioni delle nostre 2 collaboratrici, riesco a trovare un'altra indicazione. Ma allora non è vero che anima è gialla e blu. Ed infatti, una volta che tu scopri questo, poni il tuo problema alla tua parte animica ed è lei stessa che dice, beh, l'hai scoperto te, l'ho scoperto anch'io. Te lo volevo dire da una vita che non era così, guarda. E la mia cosa fa? Si apre questa cazzo di corazza dove c'erano dei simboli strani sopra, non so di che cazzo di lingua fossero, si apre e come un guscio vuoto lei esce ed è ancora gialla, ma senza la corazza. E la corazza mi dice, guarda che questa è una cosa che mi hanno messo addosso, è qualche cosa per farti credere che io sono gialla, ma non è vero, io non sono gialla. E si toglie questa specie di tutina gialla. Però questa volta è ancora più moscia, più morbida, è di pelle sottile ed esce anima bianca, no bianca, di tutti i colori. Si prende a questo punto sia la tutina, sia l'involucro metallico giallo e li scaraventa lontano nell'universo. E lontano nell'universo questi esplodono. E nell'istante in cui esplodono nell'universo, in altri posti dell'universo vedo esplodere delle cose. E anima mi dice, vedi, ora che hai capito questo, tu hai fatto capire questo anche agli altri. In altri posti hanno capito questo, perché tutta anima è collegata insieme. Non è vero come ti vogliono far credere che anima è staccata dalle altre anime ed è difficile poter parlare tra di loro. Questo è finto, non è vero. E non finisce qui la storia. Anima bianca, ora ve la faccio sempre corta perché il processo è stato più lungo e io lo riassumo in poche parole. Anima bianca mi fa capire come c'è stata un'altra separazione virtuale inesistente. Non esiste anima, mente e spirito, o meglio,
Certo che esistono nella nostra virtualità, perché qualcuno ha spaccato in 3 pezzi un'unica cosa che prima era una e l'ha spaccata in 3 pezzi, perché così queste 3 cose potevano credere di essere 3 cose diverse, con 3 coscienze diverse, ed ancora una volta l'alieno poteva giocare solo sullo spirito, solo sulla mente o solo sull'anima, perché se avesse dovuto giocare su tutta la palla unita non sarebbe mai riuscito a fare niente. E anima mi dice: vuoi vedere che è così? Guarda, anima che è di tutti i colori diventa di tutti i colori, così spirito diventa di tutti i colori, mente diventa di tutti i colori, perché mente e spirito altro non sono che pezzi di quella cosa che era anima. Anima, mente e spirito si uniscono, come si faceva una volta nel vecchio TCT, in un'unica sfera, ma non perché c'è stata la fusione di 3 pezzi, ma perché c'è stato il riconoscimento, il ricordo, il riaggancio di 3 parti di un'unica cosa. È diverso dalla fusione, è diversa l'acquisizione di coscienza che si prende in questo istante. Tu non hai più un'anima, una mente e uno spirito, ma anima di tutti i colori si riappropria degli altri suoi pezzi di tutti i colori, mai più come prima. Questo vuol dire, è importante questa frase, mai più passato, come prima, futuro. Tutto diventa un'unica palla di tutti i colori, che non è più né anima, né mente, né spirito, né triade. Triade è un concetto di separazione, sono una cosa fatta di 3 cose. No, è una cosa sola. Chiamala come ti pare, che ne so, chiamala che ne so, è qualcosa che praticamente, se vuoi, è coscienza, e questa cosa di tutti i colori sei te. In questo contesto, questa cosa di tutti i colori che sei te si ricorda in quell'istante anche come è andata a finire, perché c'è questa divisione, chi ha prodotto questa divisione. Alcune cose sono chiare, le avevamo chiare anche dall'inizio. L'uomo primo ha fatto queste separazioni. Prima dell'uomo primo non ci sono queste separazioni. E così ci viene in mente di andare a cercare le risposte. Ve la sto facendo sempre molto corta. Le risposte sono in alto e bisogna ricordare quel modello molto semplice che io feci una volta. Voi ve lo ricorderete senz'altro, è il modello della coscienza, una palletta che spara il suo raggio in un prisma, il prisma divide la coscienza in 3 raggi, il rosso, il blu e il verde, e un altro raggio della coscienza va a leggere il rosso, il blu e il verde. Quindi anima davanti allo specchio che si divide nelle sue 3 parti e la coscienza, scusate, che davanti allo specchio si divide nelle sue 3 parti e legge se stessa. Questa era la cosa che noi avevamo pensato. È sbagliata. Non è così. Perché? Perché è semplice. Ma è semplice dopo che ci hai pensato, dopo che hai elaborato con la tua palla unica sta cosa, dopo che lei lo sa e te lo dice. È semplice. Se la coscienza avesse acquisito conoscenza di sé semplicemente guardandosi attraverso uno specchio, non ci sarebbe riuscita. Pensa a te. Te sei uno che vuole guardare come è fatto e imparare. Cosa impari dalla tua immagine speculare? Che rifà scimmiottescamente le stesse cose che stai facendo te. Non va bene. Non va assolutamente bene. E allora ci sono altre 2 vie da percorrere. Questa non era la via giusta. Così non è stato. Quello che invece si racconta nel mondo vedico è più simile purtroppo alla realtà, e cioè Brahman, che in realtà Brahman è un nome che è postumo perché in realtà si chiama Tat, ma insomma chiamiamola Brahma,
l'essenza iniziale, costruisce Brahma. A Brahma dà il compito di dividere o dividersi in due e si forma da una parte Shiva e dall'altra Vishnu, il bene e il male, il nero e il bianco, il femminile e il maschile, il quello che ti pare e il contro quello che ti pare. Perché in questo modo queste due cose potessero guardarsi ed imparare l'una, se volete, dagli errori dell'altro. In termini di prisma e di ottica, io direi che Brahman, cioè la coscienza, crea un prisma, Brahma. Brahma, inondato di luce bianca, separa da una parte il rosso, il verde e il blu e dall'altra parte il ciano, il giallo e il magenta. Qui si ha la divisione dell'uno. In questo istante, da una parte c'è il creatore 1 e dall'altra parte il creatore 2. Da una parte c'è anima blu e dall'altra parte ci sarà anima gialla. Perché è una virtualità, è una separazione che è avvenuta perché questo prisma, chiamiamolo Brahma, cioè la manifestazione di Brahman nel virtuale, ha potuto effettuare. E io ho detto, qui c'è qualcosa che non torna, non capisco ancora. E allora un giorno vado in alto con la mia palletta bianca e vado, sfondo una specie di specchio che c'è, un salto, una barriera, e mi trovo dalla parte di là con questa sfera amaranto, violacea, guarda caso il colore un po' ciano, scusa, magenta, il colore magenta è un po' il colore di Brahma, almeno secondo gli antichi testi vedici. Questa palla, io sono davanti a questa palla, la quale mi spara un raggio e si aggancia a me. E nell'agganciarsi a me mi manda 1 miliardo di informazioni che io da qualche parte ho dentro, ma non riesco poi a tirar fuori. E io gli chiedo le informazioni, perché tutto questo? Perché fare così? Il duale non va bene? E la palla di là mi dice di tornare con lei. Di tornare con lei chi? Di tornare con la palla di Adriana, con la palla del femminile, insieme. Non mi dà nessuna spiegazione, ma io devo tornare con lei. Capirò dopo perché. Perché? E allora io faccio questo percorso alla rovescia, cioè comincio a capire che Brahma è una specie di cristallone gigante, specchione gigante, marchingegno che ha diviso i colori reali dai colori complementari e ha creato il mondo come lo sappiamo noi. Ha creato il primo creatore, il secondo creatore, che hanno creato i suoi uomini primi, benissimo, e gli uomini primi hanno manipolato quello che c'era da manipolare, creando, dividendo ancora con i 3 colori, le 3 essenze, uno da una parte e uno dall'altra, le anime, le menti e gli spiriti, dividendo quella che era una sola essenza, anima blu, la sola essenza anima gialla e anima blu, che venivano divise in 3, un'anima, una mente e uno spirito, dove c'era già stata una divisione, anima blu e anima gialla erano state divise da Brahma in 2 parti, in 2 braccia, in 2 settori, divisione dopo la divisione. Mentre mi appariva chiaro perché l'uomo primo avesse manipolato questa divisione per l'idea del divide et impera, era chiara questa cosa, era chiara anche all'inizio, anche prima, anche se non dicevo tutto questo. Quello che non capivo era perché Brahma avesse fatto questa divisione. Certo, lo specchio non andava bene, perché dallo specchio non si impara nulla. Allora io divido una mela in 2 pezzi di mela, di modo che i 2 pezzi di mela, con 2 coscienze, in qualche modo
o due pezzi di coscienza si guardino tra di loro e una impari dall'altra. Per questo ero andato con la mia idea di capire le cose alla sfera di Brahma, per tentare di capire. Ma Brahma mi dice torna con lei. Allora io passa un po' di tempo, faccio altre cose e poi torno con la sfera di lei. Torniamo insieme con opportuni esercizi che abbiamo fatto. Ora non vi sto a raccontare tutto, perché non ha poi neanche grande senso tutto questo. Il racconto in fondo è virtuale, cercate di prenderne l'esperienza, la sensazione. Torno con lei. Prima di fare questo, io devo però fare una cosa, devo fondere la mia sfera con la sua, insieme. Perché? Perché il maschile e il femminile devono unirsi in un'unica sfera. Nell'istante in cui questo accade, l'universo capirà che non esistono anime gialle e anime blu. Facciamo alcuni esperimenti di unione, ma quando la nostra unione arriva, forse non è ancora stata bellissima, perfetta, ma diciamo che siamo molto avanti. Quando questa unione comunque è arrivata, in quell'istante, le due nostre sfere bianche di tutti i colori si uniscono in un'unica sfera e in quell'istante tutte le parti animiche dell'universo ricordano, comprendono e capiscono che non sono gialle, non sono blu, ma sono tutte uguali. Questo compito lo faccio io, lo fa Adriana, lo fa qualcun altro nell'universo, non ha importanza chi lo fa, basta che lo faccia una coppia. E in quell'istante tutti sapranno, perché noi siamo comunque legati a tutto, per sempre. E quello che succede qualche giorno dopo è che alcuni addotti, ex addotti miei, mi telefonano e mi dicono che hanno avuto la sensazione che le anime non abbiano più questo colore diverso, che siano tutte uguali. Sono anime con le quali io ho già lavorato in passato, sono soggetti che sono già usciti dal problema, quindi sono a livello evoluto, alte. Ma che allora io dico, vedi, questo messaggio è veramente passato e sta passando. A questo punto possiamo andare a trovare Brahma e ci andiamo in un esperimento duale, cioè nel senso che eravamo in due a fare lo stesso esperimento, in uno spazio e in un tempo, la cui difficoltà è trovare uno spazio e un tempo comune. Non è banale, non è affatto banale, ma questo magari ne parleremo il prossimo anno, perché è un problema tecnico, non ce ne frega niente. Ora andiamo su per questo tubo e che ci porta in alto, in alto, in alto, in alto, in alto. Ci sono delle sensazioni fisiche molto forti qui. Quando te ti trovi di fronte a questa palla, la palla, quello che ho visto io, che ho percepito io, è che la palla ha sganciato attorno a me una serie di tentacoli, mi ha proprio aggrappato, mi ha fatto come un Matrix, una serie di tentacoli e mi ha preso. E io sono stato, lei, noi, in contatto insieme. E questa cosa è durata un po', quanto non lo so, ma a un certo punto la nostra volontà è stata quella di andare dentro la sfera di Brahma. E una volta che siamo entrati nella sfera di Brahma, io ti dico la mia esperienza, il mio corpo ha cominciato a vibrare di una vibrazione così potente, così forte, che se non smettevo mi spaccavo in due, perché io avevo la sensazione che la sfera di Brahma mi volesse spaccare in due. Una parte doveva finire da una parte e un'altra parte dovesse finire dall'altra. Volevano lui, Brahma, lo specchio, l'aggeggio, voleva staccare le nostre due sfere
una sarebbe andata da una parte e una dall'altra. Lì ho capito perché dovevamo andare in due, perché se no non avremmo capito. È come il problema di quando lanci un elettrone o un protone in un campo elettromagnetico. Uno va da una parte e uno va dall'altra, uguale. Noi non eravamo un protone ed un elettrone, eravamo un neutrone. E il neutrone passa all'interno del campo magnetico e non c'è Gesù bambino che lo stacchi. Ma è stata talmente forte questa cosa, talmente forte, e abbiamo resistito lì, in quell'istante. E poi siamo stati espulsi, sopra. E sopra non c'era niente. Sopra c'era Brahman, se vuoi. Ma niente, era tutto calmo e tranquillo. E nel guardare sotto, che sotto si fa per dire, perché non c'è né sopra né sotto, abbiamo capito che dovevamo andare in due per capire a che cosa serve Brahma. Brahma serve per creare il duale, per creare il positivo-negativo, per creare di una cosa due cose. Un errore della Madonna. Perché? L'ennesimo errore e l'ennesima separazione. Se io ci fossi passato da solo, non avrei capito. Sarei stato buttato da una parte o dall'altra dell'universo e chi se ne frega. Ma nessuno mi avrebbe fatto capire che cosa c'era nella vibrazione che separava, tentava di separare i due pezzi, perché non avrei avuto quell'esperienza. Solo passando e resistendo da lì ho capito che Brahma era il separatore. E nell'istante in cui abbiamo resistito, ho visto, in quell'istante di grande vibrazione, che l'informazione mia e di Adriana passava da destra e a sinistra e dipingeva in qualche modo l'universo A e l'universo B con colori completamente diversi. L'informazione che il duale non esiste. Io davo tutta la mia informazione a un mezzo universo e Adriana dava mezza informazione all'altro universo, di modo che i due mezzi universi sapessero che gli mancava metà cosa, avessero acquisito coscienza in quell'istante che erano metà. In quell'istante Brahma si è rotto, non funziona più in quel modo. Tanto è vero che la mia preoccupazione era: e ora come si fa a ritornare giù, che bisogna passare sempre di lì? Invece si passa di lì e non succede più niente. Perché? Perché i protoni sono diventati neutroni e gli elettroni sono diventati neutroni, cioè abbiamo neutralizzato in qualche modo a livello informativo la parte sinistra e la parte destra dell'universo, che quindi non si attraggono e non si respingono più, perché non sono più polarizzate, non sono più duali, perché noi abbiamo dato l'informazione a destra e a sinistra. Brahma è solo un buco in cui c'è questa specie di Brahma di colore verde è diventato, e Adriana mi faceva pensare proprio al colore della mente, che governa un po' la dualità, il dualismo, il buono e il cattivo, l'acceso, lo spento e tutto il resto. E l'universo è diventato colorato in un modo diverso, differente. In quell'istante, ritornando giù e riseparandoci, io ho capito dov'era l'errore. Brahma, poverino, o chi per lui, aveva pensato che se la coscienza, Brahman, doveva guardarsi, certo non andava bene lo specchio, l'abbiamo visto prima, ma non andava bene neanche questo tipo di separazione. Cosa fai? Prendi una mela e la dividi in due pezzi? No, perché i due pezzi, il rosso, il blu e il verde, fanno una cosa che comunque è una cosa opposta al ciano, al giallo e al magenta. In altre parole, se te dici sì, l'altro dirà no. E non impari un cazzo, perché l'altro farà il contrario di quello che fai te. L'altro è la vera e propria immagine speculare opposta a te, ma la coscienza è una sola.
non si può imparare in questo modo da uno che farà l'esatto opposto di quello che fai te, perché praticamente lo sai già cosa fai te. Cosa bisognava fare? Qual era l'errore? Brahman doveva separarsi in due, come abbiamo fatto noi. Io sono uno, Adriana è due. Uno e due si mettono insieme e fanno una sfera unica. La sfera unica si divide in due sfere, ma non in uno e in due, in 1, 2, 1, 2, in due pezzi che contengono tutte e due la stessa coscienza, cioè di una unica coscienza tu ne fai due che si guardano tra di loro e ognuna fa una cosa e impara dall'altra, perché sono indipendenti. Questa era la realtà della cosa che stava accadendo, e forse era il motivo del perché io avevo perso la vista. Ora, dirla così sembra tremendo, e lo so che poi alla fine voi direte, dopo aver sentito questa cosa 3 volte per sincerarvi di non essere impazziti, sì, il Malanga è impazzito. Però questo tipo di viaggio cosmico che abbiamo fatto contiene, secondo me, le istruzioni per uscire da qui. E le istruzioni sono semplici. Il TCT e tutti gli altri sistemi, qualunque essi siano, benissimo, facciamoli, impieghiamoli, facciamo quello che ci pare. Ma dobbiamo, secondo me, inserire il concetto fondamentale, prendere la parte animica e dirgli: tu non sei né gialla né blu, tu sei anima e basta, e anche gli altri pezzettini sono tutta roba tua. Puliamo la stanza del TCT o con qualsiasi altro metodo dagli alieni e facciamo riconoscere ad anima il suo percorso primario, facciamogli capire che è stata ingannata quando gli hanno detto: te sei gialla, te sei blu, te sei maschio, te sei femmina, te sei buona, te sei cattiva. E lei ci ha creduto perché è uscita da un prisma, il prisma dell'uomo primo, che l'ha divisa in 3. Lei con la sua coscienza, lo spirito con la sua coscienza e la mente con la sua coscienza. 3 coscienze completamente disassate. Nessuna delle 3 si ricordava di essere un'unica coscienza. Ricordiamogli all'interno di questo che loro sono non 3 cose, ma 3 pezzi di un'unica cosa che devono rientrare insieme ed assumere l'unico vero colore che hanno, cioè tutti i colori. In quell'istante, in quell'unico istante, la barriera all'interno della stanza del TCT non ha più senso, e nell'istante in cui questo accade non esiste più nessun alieno che ti prende, perché non ti ha mai più preso. Capisco che questa cosa, lo so, va ascoltata più volte. Sorgeranno un sacco di domande, che però non vorrei che mi faceste stasera. Prima pensateci, ragionateci sopra. 1 mese, 2 mesi, una settimana, quello che vi pare, poi ci riuniremo in una seconda sessione e cercheremo di appianare ancora qualche piccolo particolare che forse sfugge anche a me. La metodologia che ho utilizzato non potevo utilizzarla da sola, dovevo per forza avere una controparte femminile, e dovevo capire che le 2 parti si dovevano compenetrare in un'unica parte, perché se no questo percorso non lo avrei mai potuto fare, e l'ho potuto fare solamente perché la mia parte animica ha creduto opportuno di fare così. All'interno di questo percorso chiaramente c'è anche un mio piccolo percorso che mi permette di ricordare e di verificare come io
e Adriana forse, e qualcuno di voi, o forse tutti voi, siamo stati partecipi in altri posti, in altri tempi, in altri spazi, del tentativo di fare la stessa cosa. Tentativo mal riuscito, ma forse ora gli diamo la botta finale. Anima mia anima, che poi non è più anima, è questa palla di tutti i colori, mi dice. Abbiamo già cambiato le cose. E come lo ha detto a me, lo ha detto anche alla palla di Adriana. Abbiamo già cambiato le cose. In momenti diversi, in attimi diversi, in spazio-tempi differenti. Abbiamo già cambiato le cose. Ci sono milioni di altre cose che possono essere dette, però questo tipo di discorso io vorrei che voi lo capiste bene, lo meditaste, perché se non lo sentite vero potrebbe essere sbagliato, ma se c'è dentro qualcosa che per caso vi risuona e ve lo fa sentire vero, allora ci sta che abbiamo trovato la soluzione. Nell'istante in cui noi abbiamo fatto questo, è cambiato paradossalmente un sacco di cose dello scenario anche ufologico italiano. Bellini che schizza, che esce di scena, gli addotti che vengono e ti dicono che anche loro hanno bisogno di dirti delle cose. La mia anima mi ha detto delle cose, e ti dicono, come se ti volessero avvisare che loro hanno recepito in qualche modo il messaggio che tu in qualche modo gli hai mandato. Siccome voi siete stati operatori in questo modo, in questo universo, delle cose che abbiamo fatto, dal Simba, dal TCT, alle simulazioni mentali e così via, era necessario che io vi raccontassi questa cosa. E io vi ho raccontato solo il binario principale, senza perdermi in fronzoli che non hanno per voi neanche senso, ma che possono essere considerazioni ed esperienze di natura personale, mie o di Adriana o di altri, che hanno portato a questo tipo di discorso finale. Questo era il discorso che io in qualche modo volevo fare. Non ho la più pallida idea se ci sono riuscito. Devo fare ancora qualcosa. Ma non è detto che sia io a doverlo fare. Io non è che l'ho fatto perché sono un prescelto. No, non c'entra niente. La mia parte animica è una parte animica, come probabilmente quella di Adriana, tra i miliardi e miliardi e miliardi di anima, che per cazzi vari ha quel tipo di esperienza di diversità che gli ha permesso di concepire questo tipo di lavoro. Può succedere a chiunque altro, come gli spermatozoi. 10.000 spermatozoi, ce n'è uno solo che arriva in fondo, ma arriva in fondo perché ci sono gli altri 9.999. È un po' a caso, basta che uno arrivi in fondo. E quando Brahma mi dice, o chi per lui, devi tornare con lei, io lo so che lei è Adriana, lo so subito. Devi tornare con lei. Ed è come se mi dicesse, se no non capisci in che casino noi stessi ci siamo messi, spaccando la realtà in due realtà che sono l'una l'immagine speculare dell'altra, sono praticamente la stessa realtà, una stessa moneta con due facce, non andava fatto così. E ora come si fa? Vi aspettavo da tempo, perché la vostra informazione rimette in gioco il tutto, le due parti, le due semimele diventano 2 mele intere. Io l'ho sentita così. Ecco, per riprendere il discorso accennato prima, possiamo considerare questa cosa come una comunicazione mediatica transpersonale. Cosa significa questo?
e una normale comunicazione mediatica può essere rappresentata anche da questo programma radiofonico. Una determinata informazione si espande attraverso una comunicazione discorsiva utilizzando un canale mediatico. Esistono però anche altri sistemi per comunicare le cose e la via transpersonale è rappresentata da quel tipo di comunicazione che passa attraverso o sotto, se vogliamo, quel tipo di comunicazione che, al di là delle parole usate e dei concetti espressi, trasmette attraverso canali più emotivi un altro tipo di informazione. Potremmo parlare di segnale che si espande nella griglia olografica, dove nella realtà reale avviene tutto in un unico momento, ma per quanto riguarda la realtà virtuale in cui siamo immersi ci mette più tempo. Un po' come sarebbe visualizzando una parete che di colpo diventa blu e vedere la stessa parete che in un'altra parte della realtà, quella virtuale, si tinge lentamente e progressivamente. Ci mette un po' più di tempo. Detta in un altro modo, potrebbe essere rappresentata in modo quantistico da una serie di onde di possibilità che diventano curve di probabilità. Quali possono essere le conseguenze di una comunicazione di questo tipo? Non lo sa nessuno, perché nessuno l'ha mai fatta prima, o almeno noi non sappiamo se è mai stata fatta prima. Quali possono essere i rischi? Principalmente che le persone che imparano queste cose tendono ad insegnarle agli altri, facendo piccoli o grandi casini. Una delle cose che vorremmo far emergere e far capire arrivati a questo punto è che nessuno insegna niente a nessun altro. L'operatore che fino ad oggi ha assistito il soggetto ha proposto delle tecniche mirate a risolvere il problema dell'abduction, le quali, ricordiamo, comprendono anche metodi per il recupero dei ricordi, atti a far prendere coscienza al soggetto del suo problema e della sua natura. Quando si parla di prendere coscienza, riferendosi a questa operazione, si intende esattamente questo, cioè venire a conoscenza dei fatti che riguardano questa precisa fenomenologia, che non significa aver preso coscienza dell'universo, delle sue leggi, come da molte parti si tende a trasmettere. È comunque qualcosa di estremamente personale ed è differente per ogni persona. Alcune persone già a conoscenza di determinati argomenti possono avere bisogno solo di quest'ultimo tassello e poi disinteressarsi completamente al fenomeno. Altri invece vengono a conoscenza di aspetti della realtà di quali non avrebbero mai pensato di interessarsi e possono aver bisogno di completare un percorso conoscitivo per inquadrare la propria esperienza in un nuovo contesto, continuando la propria ricerca anche dopo la liberazione. In questo quadro si possono inserire persone che, pur non essendo addotte, hanno sperimentato stati di coscienza allargata simili a quelli che ci propongono per la presa di coscienza dell'abduction. Ecco il quadro nel quale vorremmo inserire questa esperienza di Corrado, ed ecco di conseguenza anche un suggerimento che vorremmo far passare per tutti. Questo tipo di esperienze vanno fatte in autonomia. In pratica ogni tipo di tecnica volta sia a liberarsi dal problema alieno che all'introspezione andrebbe fatta da soli. Se te lo fai da solo e basta, eviti anche di prefigurarti come o di seguire una figura del grande santone del nuovo sistema. Questa esperienza va letta come personale, non vuole rappresentare indicazioni per fare o non fare qualcosa e ottenere un certo risultato. Si tratta appunto di esperienze personali condivise, da condividere o anche da non condividere. Se questa comunicazione è vera, avrà un grande risultato. Se è confusa, farà solo confusione, e se è falsa, sarà recepita come tale. Per cui questo è un probe, una sorta di riprova della validità di quello che uno dice. Se una persona sente la verità, allora è altamente probabile essere in presenza della stessa. D'altronde la vera PNL funziona così. Dunque siamo passati all'atto pratico de Il futuro è nelle vostre mani, come titolava l'ultima nota di Corrado nei suoi profili di Facebook. Nessuno può più solo stare a guardare. Le questioni sollevate da questa ricerca sono infinite, quanto l'universo, e non si può più ritenere che si tratti solo di un problema limitato alle persone che vengono fisicamente prese dagli alieni. La presa di coscienza di questo problema sollevò un velo antico sulla natura dell'uomo e della realtà in cui è immerso, o sul quale si limita a galleggiare, ma vanno fatte ulteriori precisazioni comunque. La condizione dell'addotto è particolare. Quando Corrado dice che non ci devono essere più barriere,
si riferisce alla metodologia seguita nella sua esperienza. Ciò non significa che da questo momento gli addotti devono abbattere ogni barriera nell'esecuzione del TCT o di altre tecniche, in quanto la loro condizione è diversa e deve necessariamente prevedere sistemi di protezione che in altri casi magari non sono necessari. Ma torneremo a parlare di questo nelle prossime puntate di UFOcast, dove lo stesso Corrado verrà a parlarci di quello che avete potuto sentire questa sera, illustrando quelle che sono le sue impressioni al riguardo. Oltre a questo inviteremo anche altri protagonisti di questa ricerca per fornire un quadro il più possibilmente esteso di questo tipo di esperienze, il loro significato e la possibilità di rendere oggettivi i dati raccolti soggettivamente. Volevo anche consigliarvi la lettura del nuovo articolo di Alex Torinesi che riguarda un'ipotesi, una probabile tentativo di falsificazione della teoria fin qui esposta sui rapimenti alieni, in un'ottica di falsificazione di stampo squisitamente popperiano, ovvero se le cose non stessero in questo modo, come potrebbero stare? Alex Torinesi ha voluto fare questa cosa direttamente, falsificare la teoria in casa, in quanto tra i vari detrattori di queste nostre teorie non c'è mai stato nessuno che si è preso la briga di farlo, per cui grazie ad Alex che ha pensato di farlo per nostro conto. E vorrei presentare questo articolo proprio con alcune parole che mi ha passato lui stesso e che vado a leggere. Questo articolo è un dialogo immaginario con un invisibile interlocutore, con il quale provare a condividere alcune idee e considerazioni relativamente nuove sul tema abduction. L'invisibile interlocutore potrebbe essere chiunque, e chiunque potrebbe ritrovarsi o perdersi in quello che è scritto in quelle righe. Molto probabilmente ne potrebbero nascere critiche, apprezzamenti o interessanti spunti di riflessione che possono solo avere il merito di migliorare la visione delle cose e aiutare la ricerca a progredire. In quale direzione? L'unica per cui vale davvero la pena investire tempo, risorse e un pezzo di se stessi, la ricerca della verità. Già, la verità, quello strano diamante che si presenta con 1000 sfaccettature e 1000 riflessi, talvolta illuminanti, talvolta così accecanti che ti obbligano a voltare lo sguardo, eppure il diamante è uno solo, ed è lì, difficile scorgerne l'interezza, come difficile coglierne l'essenza, al di là di inutili e ridondanti orpelli. La verità è questa, una sola cosa che puoi vedere da infinite angolazioni, tante quante sono le posizioni che vuoi assumere, sebbene alla fine il diamante è sempre uno e solo uno, senza limiti in tutto l'universo. Allora compi un percorso, spesso tortuoso, a volte entusiasmante, a volte doloroso, con l'idea di arrivare da qualche parte che inizialmente non sai neppure dove sia, e tuttavia sai che c'è. Così prosegui, ti arrampichi, talvolta ti fermi, ti volti e riguardi i passi del tuo lungo cammino in cerca di smentite o conferme. Non puoi non farlo, perché lo devi a qualcosa che è dentro di te e che in qualche sperduto momento della tua esistenza si palesa con vigore. Magari non è visibile, non lo vedi, non lo tocchi, ma lo percepisci. Un libero pensatore del passato come Bertrand Russell disse che in ogni cosa è salutare di tanto in tanto mettere un punto interrogativo a ciò che a lungo si era dato per scontato. E allora quell'invisibile interlocutore dà una veste, un ruolo, un'identità e pure un fine. Scopri in quel preciso istante che in fondo stai parlando a te stesso, perché quell'invisibile interlocutore ora ha un volto e un nome. Si chiama la tua coscienza. Questo articolo è scaricabile dal sito ufomachine.org. Lo potete trovare nella home page al titolo Alien Agenda 2.0 o anche nel blog dello stesso Alex Torinesi, che si trova all'indirizzo http://alextorinesi.blogspot.com. Bene, per questa puntata speciale direi che è tutto. Se non ci verrà in mente altro, penso che torneremo dopo l'Epifania. Intanto vi suggerisco di venire sempre a dare un'occhiata nei siti ufomachine.org e ufocast.ufomachine.org e anche di consultare il nostro Mirror, dove ci sono le puntate editate e liberamente scaricabili, http://maxdg.official.fm. Per questa sera credo sia proprio tutto, non mi resta che farvi i migliori auguri da parte di tutta la redazione e noi ci sentiamo l'anno prossimo. Buona serata a tutti.